Va ora in onda L'Avvocato risponde. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati dall'Avvocato risponde, da me e dal collega Leonardi. Oggi Buona siamo serata a tutti, vicinissimi. siamo vicini, oggi siamo nello stesso luogo ma non in radio però, quindi vabbè. No, non siamo potuti venire. Buonasera e ben ritrovati. Allora, spero tutto bene. Quest'oggi puntatona piena di, insomma, argomenti giuridici, quindi ascoltateci e soprattutto io do subito. Vorrei che ci chiamaste, giusto Massimo? Assolutamente, Appello- coinvolgiamo con grande enfasi tutto il popolo agli appello per ascoltatori. chi ci vuole seguire, chiamare allora al 0292, anche perché sono malaticcia, sono qua per voi, quindi fatemi questo favore. Vai, ci abbiamo qualche decine per 9294 7222. Chiamateci, mi raccomando, perché i vostri casi sono sempre molto interessanti e costituiscono per noi materia per poi approfondire anche Certo. tanti argomenti di cui abbiamo anche già trattato. Allora, oggi approfitto qua della disponibilità intanto di Massimo. Stavo guardando l'orario perché è sbagliato. È sbagliato l'orario, quindi se qualcuno guarderà la trasmissione, noi siamo in diretta, ma quell'orologio dietro di noi porta un orario sbagliato. Quindi Intanto sono le 17:06 del 5 marzo 2026. Quindi giustamente. Sì, no, esatto, beh, ma c'è scritto anche online. Vabbè, sai, Comunque, per chi di voi avesse problemi di connessione, eccetera, potete anche sappiate che la puntata potete sempre riascoltarla anche, perché grazie ai social e soprattutto a Facebook o comunque anche al sito di Radio Libertà, noi riusciamo a farvi sentire, appunto, farvi stare sempre, diciamo, a contatto con noi. Certo. Oppure grazie anche al fatto che Massimo mette spesso sui nostri siti, eccetera, le pillole, anche piccole pillole di piccoli passaggi di queste nostre puntate. E poi, scusami, c'è un'altra cosa, sul nostro sito internet, sul mio, che vabbè è in condivisione, perché sei presente anche tu, ci sono www.3lex.net, così facciamo leggera pubblicità, anche se è di dominio pubblico, perché è un sito, ci sono le vecchie puntate, alcune vecchie puntate più interessanti dell'Avvocato risponde, quindi potete andare a vedere anche sul mio sito. Assolutamente. Allora, quest'oggi partiamo subito con, poi parleremo anche di pensioni, eccetera. Tra l'altro vi dobbiamo comunicare, dare una bella notizia, diciamolo, oggi abbiamo praticamente vinto una causa. Sì. Quindi siamo contenti, che riguardava il recupero di un TFR. TFS, che vabbè. Per i dipendenti pubblici si chiama TFS, trattamento di fine servizio, che in realtà questo signore non riceveva da anni e anni, questo signore che lavorava in un comune e purtroppo è stato costretto a rivolgersi a noi perché né l'INPS né il comune hanno mai quantificato l'esatto importo del TFS né gliel'hanno liquidato. Quindi siamo dovuti intervenire noi. Ecco, questa è la prova del fatto che il Signore non si è fatto scoraggiare e non si è intimorito di una causa. Noi abbiamo dovuto fare una causa, in questo caso, che è durata veramente poco, neanche 6 mesi, quindi... Sì, è da gennaio. Cioè incardinata nel 2025 è un procedimento d'urgenza cautelare, come avevamo detto, l'avete già sentito, il 700 CPC, no? Adesso è di moda perché anche la cronaca porta in auge questo tipo di procedimento. Però comunque ha avuto un risultato, una sua efficacia, perché il signore la bellezza di 50 e passa mila euro li riceverà fra una settimana e grazie appunto a questo procedimento e grazie a noi, perché fammelo dire. Sì, però soprattutto anche grazie a noi il suo diritto. La bellezza, come ho detto anche l'altro giorno, ho fatto un post, la bellezza di essere dall'altra parte dell'Italia, perché il signore è di Sassari, quindi abbiamo difeso. Siamo riusciti anche a fare delle udienze online, perché ormai col processo telematico, specialmente poi dopo il Covid, dopo la riforma Cartabia, è sempre più frequente la possibilità di chiedere, insomma, di sostenere udienze online. Quindi noi lavoriamo in tutta Italia. E quindi anche una compressione di costi enormi, perché il signore non ha dovuto pagarci la trasferta. Sarei andata volentieri in Sardegna, magari non in questi... No, è vero, però comunque alla fine con tutti siamo presi, adesso oggettivamente se è un'udienza importante sono d'accordo che la presenza sia importante, però su queste udienze preliminari dove effettivamente è sufficiente guardarsi anche attraverso la telecamera, crediamo che sia più efficace un'udienza telematica. Assolutamente, perché appunto come dici tu i tempi
tempi sono stati celeri e anche i costi sono stati sicuramente più contenuti. Quindi il signore è felicissimo. Non glielo dobbiamo ancora dire, magari sentirà la trasmissione, perché è roba di qualche minuto fa. Non mai, perché lui appunto anche dalla Sardegna Magari ci sente. ci ascoltano e quindi questa era per darvi l'ennesima dimostrazione di non aver timore chiaramente di far valere i propri diritti anche in un'aula di tribunale. Questo Come ho detto, cioè, è stato molto coraggioso lui, Esatto, perché a assolutamente. parte a trovarci, perché è una persona anziana, ha avuto l'abilità su Google di trovare persone e poi soprattutto di darci fiducia, perché Chiaro. insomma noi siamo dall'altra parte Ci ha dell'Italia. conosciuto solo in Ci video, ha conosciuto in come- video, ci siamo parlati, come voi. c'è stata questa empatia, come diciamo sempre, che è fondamentale in Sì, tutti i sì, rapporti certo. personali, amorosi, professionali, tutti Sì, sempre. sì. Se conta quello per andare avanti con le cose, Sì, se non c'è quella non si va avanti, quindi lui ci ha dato fiducia e in pochi mesi siamo riusciti a assolutamente. ottenere un risultato che, per amor di Dio, sembra scontato, ma non è tanto scontato perché c'è un'inerzia palese. Che era proprio enorme perché erano anni e anni. Allora, io premetto che il TFS, cioè i dipendenti pubblici, purtroppo hanno un po' più di difficoltà rispetto ai dipendenti privati a ricevere il TFR. Tra l'altro, sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale qualche anno fa, proprio perché c'è una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici che appunto devono aspettare di solito qualche anno, non 10 anni come questo povero signore, si aspetta un anno in più di solito per ricevere questo TFS perché c'è il passaggio dell'INPS, mentre i dipendenti privati di solito non appena diciamo si congedano dal lavoro ricevono appunto nel giro di pochi mesi il TFR. Quindi questa disparità di trattamento è finita in tribunale, o meglio davanti alla Corte Costituzionale, e mi sembra un paio d'anni fa ci sia stata proprio una pronuncia che ha effettivamente dichiarato incostituzionale una differenza, divergenza così ampia di trattamento, cioè di appunto nel ricevere uno dei diritti assolutamente indisponibili e fondamentali come uno stipendio, tra essi c'è anche il TFR, TFF. Quindi non demordete, fate valere i vostri diritti, vero Massimo? Assolutamente Cioè, sì. io non mi stancherò mai di dirlo perché purtroppo, però queste sono dimostrazioni di cui ne vado fiera, no? Che vogliamo proprio raccontare. Sì, ma guardate, allora, abbiamo avuto delle vicende giudiziarie, processuali, però una cosa importante che volevo dire, infatti oggi ho fatto i complimenti al giudice, perché comunque diciamo che abbiamo avuto davanti, perché sempre davanti bisogna avere dei giudici che abbiano personalità, si è preso a cuore evidentemente, o comunque ha capito la questione, con questi rinvii strategici effettivamente anche comprensibili, perché è un piglio molto educato, infatti mi sono congratulato con lui perché non è una cosa scontata, ha sentito le nostre ragioni, ha sentito un po' le ragioni anche da parte della pubblica amministrazione, ma chiaramente ha dato un impeto, diciamo così, una perentorietà affinché l'amministrazione operasse questo famoso versamento, il calcolo che è stato apprezzato. Quindi ricordiamoci sempre che ci sono gli avvocati bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono i giudici bravi, quelli meno bravi, ma i grandi giudici li vedi immediatamente, quando incominciano subito e danno questo segno di presenza, di grande personalità, è un piacere a volte. Quindi, assolutamente ci sono, dai. Ci sono tantissimi. Questo era giovane, anche in questo caso, magari anche lui ci vede. Perché no? Allora, siamo ascoltati ovunque, assolutamente. Allora, anche in questo caso si tratta appunto di un problema giuslavoristico barra previdenziale. Noi sapete che è il nostro core business, ma come sapete in realtà in studio ci occupiamo anche di aspetti e problemi condominiali di ogni tipo. Non da tanto, diciamo, l'abbiamo preso da qualche anno. No? Un po' più recente per noi. Sono state Però effettivamente anche in quel caso, più che altro sono nate magari delle problematiche da clienti già previdenziali che poi hanno ovviamente affidandosi a noi, quindi l'importanza anche di avere fiducia nell'avvocato, hanno poi sviluppato anche altri problemi che abbiamo affrontato. Specialmente il mio collega Leonardi, ecco per esempio per fare una carrellata così ai nostri ascoltatori di problematiche tipiche di un condominio, cosa consiglieresti? Diciamo di stare allerta su che... Allora, innanzitutto la prima cosa da stare allerta, che sembra una banalità ma non l'è, perché abbiamo visto, è le assemblee, cioè nel senso quando ci sono le assemblee, cioè, allora innanzitutto se l'argomento è abbastanza nevralgico, io suggerisco di andarci a questa assemblea, o magari se delegate qualcuno, delegate uno di estrema fiducia, perché quel voto che sembra un voto, diciamo, non ho voglia, ma io dico sempre, come diciamo sempre, ma scusate, voi state
assistendo alla vostro bene primario, cioè è la casa, dovrebbe essere, è un paradosso, ma è così, Celeste. Sì. Ciascuno di noi, ma io compreso, io sono in affitto, dico non ho una grossa proprietà perché non credo tanto nella proprietà a fronte di queste vicissitudini che ci sono capitate, è un aspetto da valutare, attenzione, poi lo parleremo dopo magari di questo aspetto da valutare quando comprate all'amministratore, perché non è una banalità. Però tante volte qualcuno dice non ho tempo, sono alla sera, vanno là, votano con superficialità e soprattutto poi si rendono conto tardi del danno. Tardi cosa vuol dire? Dopo che ci sono che decorrono i termini per l'impugnazione, i famosi 30 giorni. Quello è fondamentale. Se si lascia passare quel termine e quell'argomento dall'ordine del giorno, facciamo un esempio, il 110, no? Che ha avuto un sacco di contenzioni, ne ho fatti tantissimi. 110 viene deliberato, dopo magari ci sono più assemblee che parlano di quello. La prima assemblea però, quella nevralgica, dove si dà mandato all'appaltatore, se tu non la impugni quella, dopo il danno è fatto, perché il dado è tratto, perché poi dopo tu non puoi, o meglio, potresti, ma avresti pochissime possibilità di vincere dopo, perché giustamente qualsiasi giudice dice, ma perché non hai impugnato la prima delibera di conferimento, di incarico? Capite quanto è delicato? La tempestività, anche in questo caso, lasciatemi dire, la tempestività, signori, cioè dovete mettervi in testa, sarò rigida, sarò adesso molto diretta, quando si arrabbia, però è vero, cioè, se voi, avete ragione, la perdete la ragione se vi rivolgete a un giudice o prima ancora a un avvocato anni dopo, un po' perché magari è subentrata la prescrizione, ma anche perché anche qualora la prescrizione non fosse ancora decorsa, è normale, anche voi lo pensereste, ma perché il signore, la signora non si è rivolto prima? Quindi appena avete anche il minimo dubbio che quel comportamento in assemblea o di un condomino o dell'amministratore stesso non è corretto, fatevi avanti con un avvocato di vostra fiducia, specializzato, quello che volete, anche solo per chiedere un parere ed effettivamente magari poter impugnare e salvare prima la situazione, perché poi è vero che esistono anche altri rimedi, però dobbiamo, come dire, correre ai ripari successivamente. C'è un'ulteriore insidia poi che entra in gioco sul condominio, che c'è un principio sacrosanto, che è il principio solidaristico, bravissimo, attraverso il quale qualsiasi condomino è responsabile e diciamo obbligato anche nei confronti degli altri. Come se fossimo una grande famiglia. Cioè, esatto, ovvero se tu non paghi le spese condominiali, non è che tu sei esente, il costo dell'avvocato riverbera, cioè si ricade su tutti, perché poi è il condominio che deve fare azioni nei confronti del moroso, di quello che non ha pagato. Però intanto paghiamo tutti noi. E paghi anche tu che non hai pagato, e quindi potresti anche, e questa è la riforma nuova del condominio che però non è passata, anche correre il rischio di avere un'azione nei confronti degli altri condomini, che dico, ma per colpa tua io mi sono trovato a pagare un avvocato che non hai pagato le spese legali. Per cui prima di evitare tutte queste conseguenze, magari fatevi assistere. Tra l'altro vi dirò, si usa molto, e secondo me non è una cosa sbagliata, prima ancora delle assemblee ingaggiare un avvocato, magari spiegargli chiaramente quali sono le problematiche nel vostro caso specifico o che riguardano il condominio e farvi proprio assistere nelle assemblee da un avvocato, spendere quei qualche centinaia di euro, ma essere tutelati, quindi dare la delega all'avvocato proprio. Un'altra cosa, Celeste, è assolutamente verissimo, corretto, Anziché dopo confabulare. Un altro elemento che corrobora questa tua, diciamo così, osservazione è quella che molte persone vengono da noi ma l'amministratore ha fatto questo, vale il principio di prima. Cioè, se tu un amministratore ce l'hai in carico e te lo sei tenuto per 4-5 anni, ma anche un po' 2 o 3, anche 2 o 3 mesi, e non hai fatto niente, ovvero non ti sei opposto, ma scusate, ma qualsiasi giudice, se vai davanti a lui dici dopo a distanza di anni fai un'azione di responsabilità contro l'amministratore, cioè incombe su di te l'onere della prova di spiegare come mai non l'hai fatto prima. Cioè, allora, se sei capace di spiegare gli elementi, cioè se la sua fattispecie si è sbagliato in quel momento, sì, ma spesso l'amministratore, gli errori che fa sono concatenati, cioè ci sono una serie di... Se tu non li contesti subito, non riesci poi a essere... È un punto di debolezza poi, che viene letto come ovviamente un mancato, come dire, obbligo di facere, di contestazione, quindi chiaramente partite un po' svantaggiati. Poi tutto magari si può recuperare, però perché far passare gli anni? Altro consiglio, sempre in base alle nostre esperienze noi diamo consigli, poi chiaro non è Vangelo, però praticamente altra cosa è che di solito molti magari fanno un po' il fai da te
quindi di fatto magari provano a, come dire, in un certo senso scrivere loro piuttosto che va benissimo scrivere, perché comunque è sempre meglio contestare per iscritto le cose, questo anche con l'INPS, in tutti gli ambiti. Però il mio consiglio è, se, come vi dicevo, mettete a vostra tutela subito un avvocato, fate anche capire, non è che deve essere un'azione intimidatoria, ma deve essere un'azione di vostra tutela. Quindi fate anche capire che non siete sprovveduti e che dietro avete appunto un esperto, come si fa in ogni cosa che non appartiene al vostro campo, e quindi l'avvocato non è detto che debba poi fare per forza guerre, sia guerrafondaio. Ripeto, può anche fare i vostri interessi, poi, a parte mandando a parte che poi anche lì entra in gioco anche la negoziazione assistita, cioè stavo appunto arrivando a dire, si arriva a una trattativa. nell'ambito condominiale abbiamo dalla nostra anche il fatto che, e tu mi insegni, ne hai fatte tante, c'è la mediazione, Certo, c'è la negoziazione, quindi sono tutti quei mezzi alternativi alle risoluzioni giudiziali, ai giudizi, certo, che comunque in un certo senso, al di là del costo, costano ovviamente meno di un giudizio, ma permettono anche un dialogo certo, e una chiusura stragiudiziale concordo. della vicenda. Quindi secondo me non c'è motivo, cioè, ma veramente non lo dico io, vabbè, è chiaro che faccio l'avvocato, quindi sono dall'altra parte e vedo le situazioni un po' prima, però secondo me non c'è motivo di non chiamare un avvocato, specialmente agli albori. C'è proprio invece, Celeste, vediamo soprattutto in ambito condominiale, infatti l'appello, no, scusa, no, un consiglio, ma no, perché è come se fosse la mia la cosa, quindi cerco di medesimarmi io, no? Per questo è uscito proprio l'appello, non appello, è una considerazione molto forte, nel senso, ricordiamoci che è il nostro bene, sui quali abbiamo sacrificato, abbiamo fatto mutui, abbiamo fatto, cioè l'idea di questa superficialità, di non investire soldi di consulenze, che poi alla fine, ripeto, un danno si ripercuote poi per una serie di spese condominiali sbagliate, millesimi sbagliati, cioè è un danno enorme, è un po' come il discorso anche molto simile alla pensione, cioè il danno poi perdura. Sono tutti i diritti esatto, quindi perché non, tra virgolette, soprattutto su tematiche importanti, mica se l'acqua scende, cioè, noi abbiamo visto anche alcuni che poi si lamentano la solita cosa all'italiano, no? Se quello stende i panni, cioè, parliamo di cose serie. C'è anche da verificare qual è l'entità del bravissima, le tande collerate. Il cane che abbaia, è chiaro che in un condominio i cani sono ammessi. Parliamo di cose sostanziali, 110 cane che dà un po' più fastidio, questo non potete farci nulla. Potete anche andare là e sentire l'amministratore parlarci voi, non c'è bisogno dell'avvocato. Parliamo di temi importanti. Quando subentrano, come dire, spese condominiali, 110, lavori di ristrutturazione, azioni magari contro un fornitore che non ha adempiuto correttamente. Sapete quante volte sbagliano i lavori, che c'è un danno per il condominio? Altro che ce l'abbiamo anche noi in condominio. Quindi parliamo di danno patrimoniale elevato, se no noi non è che siamo lì a fare per dei panni. Cioè, elevato o non elevato, ma che comunque comporta un esborso di soldi, eccetera. Un danno. È chiaro che in quel caso, prima ancora di arrivare appunto a delle conseguenze economiche notevoli, cercate di farvi furbi e magari prima colloquiare attraverso appunto l'intermediazione di un avvocato, in modo tale da non arrivare a conseguenze purtroppo poi drastiche, che magari vi portano anche appunto ad un giudizio che, ripeto, è assolutamente fattibile, ma è chiaro che poi lì abbiamo altri costi. Ma certo. Tra l'altro, per quanto riguarda i costi, a me non piace parlare di costi massimo, però tanto per sfatare un mito, dobbiamo anche rompere gli schemi, noi siamo senza fare libertà. Noi nella giudiziale, nelle cause giudiziali applichiamo sempre le tariffe forensi. Che cosa sono le tariffe forensi? Sono delle tariffe. Spieghiamolo, brava, perché è banale. Vengono ogni tot rinnovate dal Ministero di Grazia e Giustizia e sono state, se non ricordo male, rinnovate nel 22. Sì, piccoli adeguamenti, poi adesso c'è anche la norma sull'equo compenso, tra poco uscirà, la licenziata. E quindi tutti voi potete anche guardarle cioè nel senso metterle anche su internet, trovarle, in base appunto a quella che sarà l'attività, l'azione, che poi noi ci basiamo anche sul tipo e il valore di azione. Ci sono degli scaglioni, delle tariffe. Noi, oltre già ad avere queste tariffe che sono eque, le ha stabilite il Ministero, facciamo anche degli ulteriori rate, sconti, quindi voglio dire, cerchiamo per buone cause, per giuste cause, di venirvi incontro. Sì, poi una cosa importante, di temere, una cosa importante, cioè voglio dire, dato che noi siamo trasparenti, non è che giochiamo a carte scure, quindi
abbiamo anche avuto a che fare con professionisti, ma i compensi non li diciamo. Ma che No. problema c'è? Se sono tariffe nella norma, si applicano. Un'istanza cautelare come quella che abbiamo detto, diciamolo, su un valore certo. indeterminabile, è intorno ai 5-6 mila euro. E Se pensate che il signore ha recuperato quasi 70.000 euro, il compenso è fisso, non è che inventiamo, cioè, no, esatto, è quello, più o meno. poi può Sul valore variare. indeterminato di una causa cautelare è intorno ai 6.000 euro, Sì. quindi è un compenso giusto secondo noi, quindi sono ovviamente quello che quello che puoi devi ottenere, poi dipende ovviamente dal valore della causa, se invece la causa è un valore già definito, ma molte volte è indeterminabile, per esempio sui condomini. Vediamo anche questo aspetto, cioè quando una causa è determinabile, quando tu sai effettivamente del danno che hai subito. Se uno mi ruba una macchina e oppure ho subito una truffa di 3.000 euro, il valore della causa è di 3.000, siamo sicuri. Viceversa, se c'è un danno di un fornitore che magari non è ancora stato determinato, magari manca la perizia, tu la causa la devi instaurare per un valore indeterminato. In base a quello il compenso non è determinato. Bravo, ricordiamo che anche nel settore condominiale è importantissimo, lo diciamo sempre, la collaborazione di periti, se per esempio ci sono state delle infiltrazioni, quindi si parla di appunto temi di quantificazione del danno, ingegneri, geometri, chi più ne ha più ne metta, diciamo figure che comunque diciamo, si occupano della parte tecnica che noi non possiamo conoscere. Chiaro, come nella previdenza, lo diciamo sempre, i conteggi non siamo noi avvocati a farli, perché saremmo dei tutologi. Abbiamo quindi anche un consulente, quindi bene così, cioè ci sono appunto ognuno il suo ruolo. Certo. Noi lavorando ovviamente anche con queste persone siamo in grado, se vi servono, di ovviamente avere anche questo tipo di ruoli, di attività, chiaramente lavorano con noi quindi hanno anche dei prezzi agevolati e molto spesso nelle cause anche per ATP esistono gli accertamenti tecnici preventivi anche nelle stiamo cause. lavorando anche tanto con una figura che abbiamo introdotto da poco, che è lo psicologo. Sì, è vero. Qualcuno sorriderà, ma dico di qui c'è poco da ridere, nel senso che qua questi danni subiscono, cioè scusate, questi danni provocano molte volte, per chi ha magari determinate patologie, per esempio ci è capitato recentemente di assistere uno che aveva problemi cardiaci, quel ragazzo cardiopatico, aveva avuto degli stress derivanti da mancate forniture, cioè questi sono danni. Diciamo che quando il danno è di entità, è un danno morale, è un danno chiaramente da stress, quindi non, come dire, non economico. Perché poi è ovvio che lì subentra poi lo No, perché tanti ci dicono, avvocato, voglio avere il danno morale. Sì, ma noi non è che mandiamo di fide se non sono ovviamente cristallizzati da elementi oggettivi. Cioè, come fai a chiedere i danni a uno sulla base di qua, perché stai male? Chiaro. E chi dice l'avvocato che sta male? Beh, parliamoci chiaro, in questo caso poi ne parleremo magari nella seconda parte. Esatto. Secondo me, cioè, ricordiamo bene che è chiaro che non ci inventiamo nulla, devono essere dei certificati, pure che devono essere del medico legale aggiornati e di professionisti, perché ci è capitato anche di avere persone che portano certificati magari vecchi, importante, che purtroppo non sono validi. Una pillola, poi forse non so se aveva una pubblicità, però una pillola voglio dire sempre su questo. Stavo sul discorso dello psicologo, facciamo un ulteriore step. Il psicologo dà un parere specialistico, però poi non è sufficiente quello, va cristallizzato col parere legale. Perché è lì che cioè, quindi capite come cioè se no vai tu a fare un'azione nei confronti di un'assicurazione, l'assicurazione sa cosa fa? Non ti risponde, ha anche ragione, ma perché a volte bisogna anche dire una cosa, poi andiamo in pubblicità secondo me, beh, io dico non mi hanno risposto, ma scusate, ma secondo voi uno risponde, bisogna avere anche l'entità delle pretese, chiede un danno senza, allora a quel punto io do ragione a chi, immaginate le compagnie assicurative ricevono migliaia, non diciamo così, corrette, non viene data risposta, e farei lo stesso problema io. Quindi, cioè, nel senso, quello è un po' la, abbiamo ancora un minuto forse, un minutino, dai, un minuto. Quindi, ecco, no, volevo poi nella seconda parte. Ecco, vediamo la seconda parte, così poi andiamo. Se voleste seguirci, volevo appunto un po', come dire, spiegare quando specialmente appunto ci avvaliamo di queste figure, in quali tipi di procedimenti, dove il medico legale che vi promettiamo, almeno al telefono, prima o poi ve lo faremo ascoltare, una sua dichiarazione, esatto. Però ecco, il medico legale è fondamentale, hai detto bene, ma perché come funziona? Funziona che ci sono delle tabelle che noi non possiamo conoscere, stabilite proprio dal tribunale, che stabiliscono i singoli punteggi di invalidità. Quindi anche prima di andare a proporre un'invalidità
invalidità non si è sprovveduti, No, bisogna prima esatto, chiedere o fondamentale. proporre una tipica invalidità per Fondamentale. accompagnamento, per inabilità, tutti i tipi di prestazioni assistenziali. È bene importante fare prima un passaggio dal medico legale. Io non so se Natalia Andiamo in pausa, tanto direi sappiamo. che faremo noi una piccola pausa adesso. Mettiamo in pausa e ci vediamo fra un minutino circa, tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Eccoci, bentornati, grazie Natalia. Allora, dicevamo nella seconda parte che ci resta in questa mezz'ora, intanto do ancora il numero e siete invitati a chiamarci 029294 7222. Stavamo appunto parlando di procedimenti legati anche alle prestazioni assistenziali. Allora, intanto ricordiamo quali sono. Sono l'invalidità, non c'è solo l'invalidità, c'è l'inabilità, l'accompagnamento, tutte quelle prestazioni. L'assegno anche, no? Sì, di conseguenza l'assegno che ha una determinata percentuale, l'INPS stabilisce che possa ricevere l'assegno l'invalido, e il discorso è che però non è così banale, cioè quando fate una prestazione o vi presentate in uno dei tanti patronati a chiedere una prestazione di invalidità, dovete stare molto attenti perché sennò poi successivamente subentrano i problemi. Per esempio, chiedete che prima vengano certificati e guardati bene tutti i certificati verbali, quelle che riguardano le vostre patologie. Verificate i redditi, perché per esempio la prestazione di invalidità ha un'incompatibilità con una certa soglia di reddito. Questo è sempre un grande errore che fanno in tanti. Cioè non potete chiaramente avere un'invalidità se poi ottenete anche, avete un certo reddito, eccetera, perché dove c'è un problema di incumulabilità, bisogna stare attenti a non superare. La classica contestazione che arriva, una delle più frequenti. Poi vi tolgono sia la parte che vi hanno già dato e vi revocano l'invalidità. Poi in realtà ci sono tantissime altre forme di prestazioni assistenziali, ci sono anche le maggiorazioni sociali, ci sono l'incremento al milione, però attenzione perché almeno dalla nostra esperienza quello che ho notato è che molto spesso tanti patronati e associazioni fanno fare senza aver magari guardato bene i documenti, tout court così delle domande che magari invece possono solo peggiorare la vostra situazione. Per cui prima di fare una domanda verificate, altrimenti riceverete una risposta negativa e soprattutto magari quello che non vi aspettate. Ultimamente una signora scontenta ha ricevuto soltanto il 74% di invalidità, anzi il 72%, e quindi nulla ha ricevuto quello iscritto, infatti mi sta facendo adesso, sì, ma tanti così, e quindi nulla ha ricevuto come prestazione economica perché appunto non è arrivata all'80%.
e giustamente rivolgendosi a noi si chiedeva se poteva magari fare o un aggravamento o una richiesta di ATP. E l'ATP in realtà viene anche in questo caso, cioè fatto per forza da un avvocato, ma solo in determinati casi. Sì. E per esempio, conviene fare l'aggravamento o conviene fare l'ATP? Anche qui fate prima fare una verifica da un medico legale, cosa che noi con questa signora stiamo facendo, perché come vi dicevo poc'anzi, il medico legale ha in mano gli strumenti per potervi dire se quella determinata patologia corrisponde un punteggio che può portarvi all'80, all'85 e così via fino al 100. Perché appunto tutte le varie patologie, per quanto poi voi vi sentiate male, stiate magari appunto peggiorando, però non è detto purtroppo che sempre possano avere una percentuale alta di invalidità. Bisogna anche fare attenzione al tipo di verbale, se definitivo, se non definitivo, cioè non è facile leggere il verbale, anche Massimo se ne accorge. Certo. Dal punto di vista medico, appunto, esistono i medici legali in questo caso, di cui noi ci avvaliamo, ne abbiamo uno molto bravo, ma anche dal punto di vista in realtà giuridico non è scontato leggerli, quindi prima di impugnare un verbale o con ATP o perché volete fare una nuova domanda, vi consiglio comunque di rivolgersi sempre a un avvocato esperto in previdenza. Come vi dicevo, noi collaboriamo con tante figure, diciamo, che ci aiutano nella nostra, sia per le cause, ma anche nelle parti stragiudiziali. Proprio stamattina abbiamo ricevuto 3 persone di cui uno anche oggi pomeriggio, che ci hanno, per esempio un signore, ci hanno proposto, diciamo, ci hanno sottoposto, scusate, i loro dubbi sulla pensione, sulla liquidazione della pensione. E io non stento a crederci, perché purtroppo gli errori materiali, così si chiamano, nella pensione sono frequentissimi. Abbiamo visto, per errori materiali intendo mancate registrazioni di contributi che hanno portato a una minor somma, a ottenere una minor somma, errori veri e propri nel quantum, nella quantificazione. Infatti, perché udite, purtroppo Massimo, a volte fanno ancora i calcoli a mano, vero Massimo? Purtroppo sì, Tu lo sai. abbiamo sconcertato perché, però dal punto di vista è anche una nostra rivincita, perché di un procedimento che abbiamo in corso, tra i tanti, stanno emergendo fatti abbastanza, diciamo così, intanto ci dice Natalia che c'è la chiamata. Abbiamo una chiamata, grazie che utilizza WhatsApp perché non abbiamo la chat solo. Scusa Natalia. Sì, è pronto. Pronto, con chi parliamo, da dove chiama? Sono di Nebro, mi chiamo Fulvio, ho già parlato un po' di tempo fa con voi. Tanto piacere Fulvio, giusto, prego, a lei la parola. Ascolta, siccome ho sentito parlavate lì dall'80%, che ho fatto domanda di invalidità e mi hanno risposto all'80%. Ma che cos'è che mi spetta alla fine? Non ho capito. Ecco, l'80%. Adesso c'è altro oppure è solo questa la domanda? No, niente, solo questo qua. Perfetto, allora le rispondiamo subito. No, aspetta, quando è che l'ha ricevuta il verbale? Saranno un mese e mezzo fa, 2 mesi massimo. Ok, grazie. Sì, adesso le rispondiamo, grazie mille. Ma innanzitutto, allora, Fulvio, bisogna capire se ovviamente che tipo di patologia aveva, che domanda di invalidità. La domanda di invalidità c'era. Si ricordi che la domanda di invalidità, e quando viene accertata l'invalidità, è sempre impugnabile, quindi qualora lei non sia contento dell'80% e volesse raggiungere, crede di raggiungere, perché anche quello è una questione anche di principio oltre il monetario, di poter aver avuto anche diciamo, un'invalidità totale. Certo. Allora potrebbe sempre poi eventualmente bisogna vedere la sua con il criterio di prima. È già una buona però con il criterio di prima, attenzione, poi ti lascio la parola a te, Celeste, proprio il criterio di farsi già seguire da un medico, perché se dobbiamo poi contestarla, bisogna avere in mano una perizia medico-legale che contesta eventualmente il danno che è stato accertato. Allora, esatto, premesso che il beneficio economico dall'80 in poi c'è già, quindi lei dovrebbe fare, e chiaramente poi se vuole un aiuto può tranquillamente rivolgersi anche a noi o a chi vuole. In realtà non è automatico l'assegno. Allora, sicuramente
dovrai vedere il verbale, ma con l'80 c'è anche un beneficio economico da Poi ricevere. bisogna essere oggetto a revisione anche, Certo, c'è un beneficio economico che già parte dal 74, quindi con l'80 lei avrebbe già diritto a un piccolo assegno che spetta appunto agli invalidi civili, che è una cosa di qualche centinaia di euro, però perché no? Solo che glielo dico perché abbiamo già avuto esperienze, non è automatico, non se l'aspetti come quelle persone sordomute. Certo. Quindi in realtà bisognerebbe fare un'ulteriore domanda fatta con tutti i crismi, per quello le dico si rivolga alle persone giuste e soltanto così può ottenere la sua piccolo assegno a beneficio dell'invalidità. Stia attento, come dicevo prima, perché per poter ottenere questo assegno il reddito personale, io non so se lei lavora ancora, eccetera, deve essere molto basso, c'è una soglia annuale da rispettare che varia ogni anno, deve avere un'età, immagino che lei ce l'abbia, tra i 18 e i 67 anni, o vabbè, essere disoccupato, ma anche lì attenzione alla NASPI. Quindi ci sono tutta una serie per ottenere questo famoso assegno che, ripeto, con l'80 è fattibile, è assolutamente già ottenibile, però ci sono una serie di aspetti prima da controllare e non è automatico, quindi se lei ha già trascorso un mese, come sembra, come ci ha detto, si faccia avanti per fare quest'ulteriore domanda di ottenimento dell'assegno, facendo appunto, corredando la domanda, facendola fare a una persona esperta di tutti questi requisiti che sono assolutamente essenziali, perché altrimenti, come diceva prima il collega, chiedono indietro i soldi, è un disastro. Quindi siamo ancora, quella cosa positiva, ecco, signor Fulvio, che è veramente repentina la sua, esatto, qui ha tutto il tempo. Però su questa cosa l'INPS non è mai stata molto chiara, l'abbiamo notato per i sordomuti, abbiamo un gruppo di sordomuti che ovviamente avevano così vista che siamo 100% di, ovviamente non potendo neanche lavorare perché i sordomuti 100% di invalidità, è ovvio che l'assegno è automatico, e no, non è automatico, bisogna fare prima una domanda e ti fanno penare anche l'ISPES, e anche in quel caso abbiamo dovuto chiaramente rivolgerci anche al nostro consulente, fare la domanda. Io le consiglio di essere aiutato, ecco, o perlomeno rivolgersi a persone qualificate, però detto ciò il beneficio economico lei ce l'ha, dal 74 si ha. Esatto, quindi ci sono, diciamo così, gli elementi per andare a fondo. Esatto. Anche in questo caso, diciamolo, spesse volte il pensionato dice, vabbè, mi ha dato tanto, sono contento. Ma perché accontentarsi? Andate a vedere se è giusto. Andate a vedere, cioè, io dico sempre, per accontentarsi c'è sempre tempo. No, ma poi in questo caso immagino... Scusi, ma per esempio, il signore sta male. Non so la patologia, ma probabilmente chi ha un'invalidità spesso non riesce magari a lavorare o lavora o part-time o comunque fa lavori che magari non danno. Ma magari ha bisogno anche dell'aiuto della moglie per fare determinate cose, c'è l'accompagnamento, 104. Quindi questo è un po' in linea generale, penso che abbiamo dato molte indicazioni. Poi ovviamente nei dettagli dobbiamo ecco, sì, ne approfitto anche per lasciare la nostra mail, a parte che potete chiamare la regia che vi passa il vostro numero, il nostro numero, o se no potete comunque scriverci a studiolegale@dirittissimo, ci trovate anche in internet.com, basta che mettete i nostri nomi e trovate anche i siti. Ecco, in questo, diciamo, tempo che ci rimane, Massimo, invece di leggere... Stavo leggendo. Invece vorrei chiederti, tu che sei anche l'esperto, oltre che dell'INPS, anche dell'Agenzia delle Entrate, cioè ci sono quindi gli strumenti, quali sono, e ci sono, diciamolo, gli strumenti contro l'inerzia di questi enti pubblici? Allora, innanzitutto diciamo sempre, l'Agenzia delle Entrate è un canale diverso, oggi abbiamo fatto una causa, e l'INPS sosteneva che per lei il reddito imponibile fiscale fosse uguale a quello previdenziale. Mi si sono alzati i capelli in testa, nel senso che dovete sapere che in Italia c'è un famoso doppio binario che, oltre a quello civilistico fiscale, ce n'è un altro, è quello fiscale previdenziale, cioè le trattenute previdenziali non sono uguali a quelle trattenute fiscali, quindi le due posizioni vanno analizzate in modo, diciamo così, differente, con molta tecnicismo, cioè non si può prendere una dichiarazione di redditi e da quella pretendere che l'imponibile previdenziale è quello, c'è tutta un'altra serie di elementi. Quindi innanzitutto si parte da qui, per poi partire dalle contestazioni. Le contestazioni che fa l'INPS sono diverse da quelle che fa l'Agenzia delle Entrate. L'INPS manda degli avvisi di addebito, l'Agenzia delle Entrate manda in primis un avviso bonario con sanzione al 10, l'INPS applica sanzioni al 30, l'Agenzia delle Entrate poi, dopo l'avviso bonario, passa all'Agenzia della Riscossione con sanzioni al 30.
tutto un diverso modo di impugnazione, Certo. è completamente Impugna. diverso, cioè Tempi diversi, esatto. tutto La cosa ancora più grave di questa vicenda è che i due enti non si parlano, cioè non si parlano vuol dire in Purtroppo l'abbiamo gergo, noi lo diciamo in riscontrato. gergo, non pensate che non si parlino al telefono, non si parlano vuol dire non trasmettono un flusso di dati, brava, cioè non c'è una banca dati che si incrocia, è fondamentale E sarebbe per farebbe noi. perdere anche meno tempo. Si parla tanto di riforma fiscale, ma la riforma fiscale, secondo me, e qua assumo un po' la veste di un legislatore che propone qualcosa, secondo me dovrebbe partire da qui. C'è un incrocio di dati tra quello che è l'aspetto previdenziale, la contestazione dell'INPS, incumulabilità dei redditi. Ma scusate, ma devo essere io a E non viene e non c'è un incrocio di dati tra l'imponibile fiscale che sottopone il contribuente con la dichiarazione dei redditi e i controlli dell'INPS. Nessuno fa evidenza di questo. Ti viene contestato di aver superato dei redditi senza che è onere della pubblica amministrazione dimostrare questa soglia superata. Questo per noi è illegittimo. Questo è uno dei rigetti che chiediamo più spesso. Chiediamo spesso, perché in effetti anche per noi addetti ai lavori è difficile anche... Ma poi immaginati tu Celeste, un pensionato, cosa fa? Scusate, un pensionato secondo voi deve mandare un modulo ad hoc all'INPS per trasmettere i redditi, ma scusate, manda la dichiarazione dei redditi, ma cos'è? Noi viviamo ma scusate, ma noi paghiamo le tasse, ma voglio essere molto semplicistico, noi paghiamo le tasse per avere un servizio da parte della pubblica amministrazione, qua si sta invertendo, cioè siamo noi a dover fare il servizio a loro, fatemi capire, perché io mando la dichiarazione dei redditi, sono un contribuente, pago le tasse e devo anche ricordarmi di mandare ai fini INPS un modello, no, questo è contestato al 100%. No, diventa comunque, cioè gravare il contribuente o il già cittadino tartassato, poi Celeste. che è già tartassato, ma poi dovete pensare, cioè noi comunque tra virgolette siamo anche più avvezzi degli addetti ai lavori, abbiamo gli strumenti, abbiamo studiato questa materia. Io capisco, ma il primo esempio sono anche i nostri parenti che appunto non hanno fatto questa materia, noi possiamo dirlo, cioè questa professione. Fanno fatica, una signora, magari tua mamma, mia nonna di 80 anni, cioè è normale che può trovarsi spaesata di fronte anche a un appunto provvedimento che non dà motivazioni ben specifiche e precise, e mi spiace dirlo, ma anche davanti a un giudice non sempre i colleghi sono, non voglio dire capaci, sono in grado, a mio avviso, di fornire delle, come dire, giuste motivazioni all'oggetto dei loro provvedimenti, delle loro richieste, magari anche richieste legittime, però date le giuste motivazioni, perché è così che se la persona può difendersi ed esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito, ricordiamolo. Assolutamente, assolutamente sì. Mi piace. Quindi noi vogliamo avere anche un organo giudicante che ovviamente non guarda in faccia a nessuno, non è che è una critica, ma è una nostra idea, senza entrare troppo nel specifico. Pretendiamo una pubblica amministrazione che sia imparziale. Cioè, e questo va un po' anche a estendersi poi alla riforma della giustizia, perché quello è un po' il principio, non è tanto distante tra indipendenza pubblico ministero e giudice, anche un'indipendenza tra avvocatura dello Stato, organo giudicante, enti, c'è a volte, notiamo, una poca indipendenza, una scarsa indipendenza, oppure una carenza di commissariati che secondo me sono fondamentali, cioè un cittadino deve avere la certezza che non ci siano in alcun modo favoritismi o comunque in qualche modo un atteggiamento, che non ci sia parzialità, che sia neutralità, perché un cittadino, come spesso il pensionato, poi tra l'altro è una fascia protetta, aggiungiamo anche questa cosa che è un elemento fondamentale, cioè sono anche categorie protette deboli, diciamo no. Sì, cioè nel senso, magari a volte l'età sicuramente fa sì che non si possa... No, però voglio dire, o trovi quello che fa finta di essere invalido ed è un delinquente, come abbiamo detto, ma 90 su 10, noi abbiamo visti, perché il nostro è come un libro aperto, è come 90 su 10 persone sono in buona fede, cioè immaginati tu se uno vuole... Ma infatti uno dei principi che nei ricorsi poi noi utilizziamo, al di là poi di altri appigli giuridici ovviamente molto tecnici, è anche il principio del legittimo affidamento della buona fede.
che comunque ci vengono in aiuto in tante situazioni di indebito civilistico, indebito assistenziale. Questo anche con l'Agenzia delle Entrate, per esempio, è simile, cioè il principio di buona fede e correttezza, collaborazione tra contribuente e pubblica Sì, amministrazione. non ci deve essere un abuso, questo No, per carità, però voglio dire, però cioè, usato bene è giusto. cioè, esatto, quell'esempio di prima, l'aggravio di adempimenti è contrario, perché l'aggravio di adempimenti va contro questo principio. Certo. Cioè il principio di affidamento, ve lo spiego cosa significa, in parole spieghiamo povere, che cos'è. è il contribuente, che è un cittadino e paga le tasse, si affida a determinati, diciamo così, compiti che la pubblica amministrazione deve dare. Dà anche Vi per dico, scontato. ancora andiamo più a fondo. Andiamo nel Quando il cittadino fa la dichiarazione dei redditi, il suo principio di affidamento vuol dire che affida all'Agenzia delle Entrate i suoi dati conti, sensibili, i suoi dati. fiscali, e fa conto che l'Agenzia delle Entrate li adoperi nel miglior modo possibile. A fronte di questo aspetto, pensiamo che a volte non li adoperi, o meglio, non li incroci con l'INPS, perché se poi l'INPS ti viene a contestare il fatto che tu non hai comunicato i redditi, viene leso questo principio di affidamento. Certo. Perché il principio di affidamento del cittadino finisce nel momento che trasmette la dichiarazione dei redditi. Nel momento che trasmette la dichiarazione dei redditi, lui ha ottemperato a un obbligo di legge. Ma io ho fatto quello che devo fare. Anche con l'INPS. Non è una legge, sono norme interne, hanno valore pari a zero. Dobbiamo dirlo molto chiaramente. No, Noi dobbiamo pagare le tasse perché è un principio sacrosanto e costituzionale. Sì. Se non paghiamo le tasse, non presentiamo la dichiarazione, potremo incorrere anche in reati tributari. Se facciamo questo, il nostro compito se abbiamo non c'è più dolo. è concluso, Celeste, dobbiamo dirlo. Ricordiamo il tema del dolo, ma non dolo in senso penale, cioè nel caso dell'INPS, scusate, io parlo di INPS, ma forse sarà uguale. Nel caso dell'INPS spesso c'è proprio anche una sentenza di qualche anno fa su cui noi molto ci siamo basati, cioè la conoscibilità dei dati, come giustamente dicevi tu, è fondamentale. Una volta che la persona ha messo a conoscenza, in questo caso la dichiarazione dei redditi, nel caso dell'INPS anche, cioè i suoi redditi che non sono variati e li ha sempre dichiarati anche all'INPS, perché sono due entità distinte, non si può parlare di dolo, cioè il pensionato non è in dolo, ovvero non ha omesso di comunicare qualcosa e quindi ha tenuto nascosto in questo senso dolo all'ente quella che è la sua situazione. In quel caso sappiate che non vi è ragione d'essere giuridica, normativa e quant'altro di giurisprudenziale di chiedere indietro soldi, è assolutamente illegittimo. Poi oltretutto a distanza di anni. L'INPS deve, bravo, sì, ci sono anche delle prescrizioni. L'INPS deve dimostrare in quel caso il dolo, ma se il dolo non è dimostrabile perché io pensionato ho mandato sempre la dichiarazione, anche la variazione dei redditi, eccetera, e vi diremo come, chiaramente non potete chiedermi indietro dei soldi. Poi c'è questo è il principio poi quello che ho detto oggi anche in udienza, il principio temporale, che abbiamo detto insieme, collegato a te nell'altro procedimento. Certo. Cioè non è che se la pubblica amministrazione ottempera il proprio compito 3 anni dopo lo svolge correttamente, è sbagliato, cioè voglio essere molto chiaro. Il concetto di perentorietà e tempismo è come se tu vai a comprare una macchina, tu la compri e il negoziante te la dà 3 anni dopo. No, è la stessa cosa, signori, cioè la legge del consumatore dovrebbe valere, e un po' c'è perché la 241 un po' va, ma dovrebbe essere molto più severa, perché dovrebbe imporre dei termini certi. Certo, e qua si parla, adesso con tutto il bene, è vero che la macchina è un bene, dovrebbe essere necessario, uno dei beni, però qua secondo me è ancora peggio perché qua si parla, signori, qua si parla di pensioni, che è il prolungamento del proprio stipendio, cioè tu hai anticipato con cosa si vive se non di pensione? Ma poi c'è anche una grave del fatto che tu hai anticipato dei contributi, cioè nel senso, punto, li ho versati, brava, cioè a distanza di anni, perché abbiamo avuto anche dei casi di persone che hanno ricevuto la pensione anni dopo eppure sbagliata. Anche lì il consiglio è sempre lo stesso, fatevi fare. Per esempio, appunto, stasera abbiamo ricevuto una persona a cui non tornano dei conti sulla pensione e probabilmente ha ragione, ma il consiglio è: potete sempre farlo anche dopo, ma cercate di farvelo fare anche prima il conteggio, prima che venga liquidata la pensione, cioè quando state per andare in pensione, affrettatevi ad andare da un consulente, noi ne abbiamo una molto brava, molto valida, in modo tale che poi appunto una volta che fate preparare la domanda di pensione avete già, come dire, un raffronto rispetto ai calcoli che vi ha fatto l'INPS o la cassa di turno. Quindi mi raccomando, cioè anche in questo caso la tempestività è fondamentale. Io fossi in voi correrei dal professionista per vedere, verificare, poi magari vi dice tutto bene e dormite sonni tranquilli. Assolutamente.
Però un passaggio fatto. Però un passaggio, secondo me, Nel senso, che sia prima, che sia dopo. poi noi diciamo sempre, dato che comunque la materia è molto tecnica, Sì. ecco, noi lo diciamo, ecco, Anche non è che siamo gli quando unici che da fanno soli, previdenziale, per l'amor di Dio, però No, in ogni caso non è che riguarda noi, ma in generale, come diciamo sempre, il consulente trovatelo. A volte sento dire, ma sono a studio, l'altro giorno è venuto a me, ma è insomma, uno studio prestigiosissimo, con tutto rispetto, io vengo da uno studio multinazionale, tu sai qual è, senza fare nomi, ho fatto la carriera lì, sono ottimi studi e ti danno ottime impronte, però non è detto che quello studio sia quello che poi ti risolve la questione, cioè è come il medico, non è che se tu vai dal professore top del top ti garantisce che l'operazione viene fatta meglio, cioè vuole essere molto chiaro. È la praticità con la quale vengono gestite le pratiche, è quello da vedere, è quello dovete vedere la tempestività di un professionista, e vi fidate. Se avete un contatto diretto, altra cosa, nei grossi studi il contatto diretto non ce l'avete, avete un mail con la segretaria se ti risponde. Sì, diciamo che è importante. Adesso sì, noi cerchiamo sempre di dare una risposta abbastanza immediata e tempestiva. Perché guarda che di preventivi sia a livello non è una banale, cioè quando una persona ti chiama che ha bisogno e il professionista non c'è, per amor di Dio, ha i suoi impegni, però voglio dire, in queste grosse strutture c'è un filtro talmente ampio che voi, sì, lo so, cioè, i clienti aspettano anche delle settimane. Assolutamente, non voglio, però dico, sto dicendo di svantaggi. I vantaggi sono ovviamente uno standing altissimo di qualità e tutto quanto, però sul discorso della perentorietà, e non è banale, perché facciamo un esempio di prima del signor Satta, cioè noi signor Satta ci ha dato l'incarico, la settimana dopo avete postato il Lo nominiamo perché ci ascolta e sappiamo sì, che sappiamo che ho detto il nome sbagliando, magari no, vabbè, tanto un assistito. Lui è comunque volevo dire, in generale ci ha dato il mandato, noi la settimana dopo abbiamo ripostato il ricorso, cioè, e lì valevano dei soldi la questione, cioè pensate se avessimo ospitato, sì, magari il risultato sarebbe ottenuto lo stesso, però è un'altra cosa ottenerlo prima che dopo, secondo me, nel senso. Ma no, ma io guarda, lo sai che lo dico ormai anche con il sorriso sulle labbra, non finirò mai di dirlo fino alla mia tomba. Sì. La tempestività, Sì. un po' in generale nella vita, Concordo. ma in particolare, che non è che vuol dire che dovete farvi prendere dall'ansia e dal panico. No. Ricevete un provvedimento, che lo riceviate tramite il MyLips, che lo riceviate via cartacea, raccomandata. Ricordate che ci sono dei tempi per impugnarlo, perché comunque effettivamente è anche giusto che ci siano delle prescrizioni anche per il cittadino, quindi affrettatevi a venire dal professionista. Io consiglio uno che sappia di cosa stiamo parlando, poi ce ne sono tanti. Detto ciò, oggi, vabbè, siamo in chiusura, non abbiamo parlato, ma come sapete, se ci ascoltate ogni settimana, saprete bene che, diciamo, come dico io, la parte giudiziale a volte non sempre è come dire, necessaria, a volte è un po' l'ultima spiaggia, come mi piace dire a me, perché mi ricorda il mare, no? A parte tutto, a parte tutto, anche nella previdenza abbiamo la fortuna, come in altre materie del diritto, di avere dei mezzi appunto amministrativi che ci permettono di trovare una soluzione, una trattativa, una risoluzione con l'INPS, di dialogare e di poter avere anche quindi da loro un colloquio, un'interlocuzione, un confronto, una risposta perlomeno. Non è obbligatoria. Un'altra cosa, un suggerimento che mi sento di dire ai telespettatori, che cerco di medesimarmi anche io, è quella di, oltre ad essere perentori nel dare al consulente, anche poi una volta che ci andate, decidete in fretta se dargli o no l'incarico. Spesse volte vediamo delle persone che ci penso, per amor di Dio, pensare è lecito, però secondo me è un suggerimento che mi sento di dire per la vita, è quello che a pensare troppo a volte passano i treni, cioè nel senso che pensarci troppo. Esatto, io dico sempre risolutivi nel tempo giusto di pensarci, però se la persona che incontrate vi piace, vi dà fiducia, pensate di essere d'accordo con quello che dice, andate e portate avanti la pratica. Può essere un medico, un architetto, qualsiasi cosa, perché e va molto simile al discorso di prima, la tempestività con la quale poi voi fate, diciamo così, un'azione è fondamentale. È fondamentale. Sia in termini di costi, perché poi se non siete veloci, magari quei costi che oggi sono uguali, magari poi non lo sono più. Chiaro che poi è quello che dicevo prima, cioè se voi vi rivolgete poi magari in un momento successivo c'è ancora un rimedio, ma è chiaro che poi magari i costi possono essere diversi. Certo. Poi per carità esistono tantissimi rimedi, non siamo qua, purtroppo non abbiamo neanche tutto questo tempo per poterne parlare. Forse abbiamo un'altra chiamata? No, è quella di quei messaggi che ho messo io. Abbiamo ancora 2 minuti, se Natalia mi fa ok, alle 19, alle 17:59 chiudiamo la trasmissione per riepilogare un po' quello che ci siamo detti e per
magari provare facciamo un sondaggio che potrebbe essere bello. Sì. Diteci, se volete, scriveteci quale potrebbe essere l'argomento che volete trattare. Questo potrebbe essere una nuova novità, per coinvolgere ancora di più i telespettatori, no? Chiaramente poi noi trattiamo certi... Certo, però se avete qualcosa... Chiamiamo... Certo, potrebbe essere un'idea, no? Diamo a voi l'idea. Avete qualcosa di particolare? Avete qualche tema di particolare? Avete un caso di una mala gestio, mala sanità, un caso... Cioè ditecelo, scrivetecelo anche poi dopo, tanto la Natalia poi ci dirà eventualmente qualche domanda, perché potrebbe essere bello come appiglio per coinvolgervi ancora di più, perché secondo me ecco è quello che Natalia adesso ci fa chiudere. Natalia ci fa chiudere, esatto, quindi comunque io ricordo la mail studiolegale@dirittissimo.ws.com, nostri social, chi volesse mette il nome, ci trova, o su anche il sito di Radio Libertà c'è la puntata che comunque viene riproposta. Io ringrazio come sempre tutti. Grazie Ceste. Ringrazio Massimo, Natalia e sempre chi ci segue e che tante persone, perché poi abbiamo anche a volte persone che magari ci scrivono eccetera, ci dicono siete molto bravi, ci fanno i complimenti, magari a distanza anche sempre piacere, a distanza di dopo, come quando qualcuno di voi è anche un po' troppo timido, sì, è vero. diciamo sempre ma ricordate che potete anche non dire il vostro nome, non è un problema, l'importante invece è che raccontiate il vostro caso, perché è così che nascono poi le battaglie vere. Grazie, buona serata. Buona serata e buon weekend. Buon weekend, buon venerdì. Ciao. Avete ascoltato la